15ª giornata del campionato di Serie A femminile dal Palapanzini in diretta Bitonto Lazio. La terza forza in classifica, il Bitonto, reduce dalla ottima vittoria contro il tiki-taka dell'ex Marzoli. Torna qui ad affrontare la Lazio, che invece è reduce da un'altra trasferta in un'altra partita con una pugliese, col Molfetta. Una sconfitta con le pugliesi 4-3. Allora andiamo prima a leggere le giocatrici a disposizione. Partiamo con la Lazio, con Pantano, Conticelli, Siclari, Barca, Betigna, Ruffini, Partene, Moro, Sagunto, Riccio, D'Alessandri, Raponi, allenatore Maurizio Grassi. Dall'altra parte invece Bitonto con Soldani all'esordio nel convocate di mister Dino Guarino, poi Ghilardi, Nicoletti, Diana Santos, Cenedese, Lusileia, Brunigna, Abbadessa, Grieco, Di Vincenzo, Valenzano, Lilla, Torma, allenatore come detto Dino Guarino. L'arbitro, il numero 1, è il signor Elio Simone della sezione di Napoli, il 2 è Antonio Nappo della sezione di Ercolano, il cronometrista è Sergio Antonio Di Gregorio della sezione di Molfetta. Bitonto che sta ottenendo ottimi risultati, gennaio mese d'oro per Dino Guarino e le sue ragazze. Arriva, come dicevamo, carica la squadra di casa con questa vittoria contro il tiki-taka, che tiene lì il Bitonto al terzo posto dietro CMB e Roma. Dall'altra parte invece Lazio, che è sempre lì a ridosso dell'ultimo posto utile per accedere poi ai playoff di fine stagione. Al momento è dentro, ma sfida importante nel prossimo weekend, perché c'è il kick-off starting five del Bitonto con Lilla Torma tra i pali, poi Diana Santos, Ghilardi, Alexandra Di Vincenzo e Lusileia capitano, autrice di 2 gol nella sfida contro il tiki-taka. Ora vediamo di capire anche la Lazio. Sicuramente davanti c'è la migliore realizzatrice delle biancocelesti, oggi in tenuta scura, ovvero Betigna. 13 gol per lei in campionato. Betigna che arriva da una parentesi felice in Puglia con esperienza alla Soccer Altamura. Ancora qualche secondo, poi si parte. C'è sicuramente Valentina Siclari con il primo pallone giocato dal Bitonto. C'è la numero 24 Alessia D'Alessandri, squadra comunque molto giovane quella laziale. Di Vincenzo, palla centrale per Lusileia. Di Vincenzo calcia, ancora Lusileia, presa un po' alla sprovvista da questo pallone rimbalzato sui piedi di Cecilia Barca, altra giocatrice che da tempo veste la casacca della Lazio. Betigna prova questa giocata con la spalla. Nessun problema per Torma. Diana Santos, Di Vincenzo, poi Ghilardi. Prova Lengolini, ha provato
il velo di Ana Santos, palla che non arriva da Lusileia. Dovrebbe essere Partene tra i pali per la Lazio. Diana Santos rincorre il pallone, Betigna copre anche molto bene. Poi Siclari prova a lanciare davanti, ma non c'è nessuno. Torma. Diana Santos. Ghilardi. Lo scarico per Di Vincenzo. La risposta di Partene che poi... Anzi no, è Sagunto, pardon. Sagunto, il portiere della Lazio, classe 2004. Ghilardi tiene D'Alessandri, poi Torma, arriva nel cerchio di centrocampo. Diana Santos calcia col mancino, vediamo se c'è la deviazione di Siclari. L'arbitro dice di sì e quindi corner per il Bitonto. Di Vincenzo di testa prova ad arrivarci, ma è troppo alto il suggerimento della numero 21 per Lusileia. Palla fuori, rimessa per la Lazio. Sono passati già i primi 2 minuti, sempre 0-0 qui al Palapanzini. Palla allontanata da Cecilia Barca, poi Diana Santos. Anticipata Ghilardi, dentro il pallone Torma, poi Diana Santos. Il pallone è uscito, l'ultimo tocco è stato di D'Alessandri. Alexandria Di Vincenzo, poi Lusileia, buono il movimento, poi il pallone calciato da Di Vincenzo sull'esterno. D'Alessandri allontana Barca, poi protegge l'uscita di Torma. Diana Santos. Ghilardi, ancora Diana Santos, palla profonda per il Bitonto. Riparte la Lazio con Siclari di testa, Diana Santos, poi Ghilardi riesce a passare Lusileia, la sterzata Lusileia, torna sul pallone, arriva prima Cecilia Barca, rimessa laterale per il Bitonto. Lusileia, dentro Ghilardi, Diana Santos per il primo gol del Bitonto, 1-0. Facile seppur da distanza ravvicinata la conclusione di Diana Santos che supera Sagunto, mette a segno il primo gol della partita. Siclari, palla profonda, Torma si allunga poi con le mani, un passaggio preciso per Di Vincenzo, cerca spazio, va Di Vincenzo, la palla non distante dalla porta difesa da Sagunto. Conticelli, Barca, dall'altra parte Diana Santos, Alexandria Di Vincenzo. Lusileia non trattiene, rimessa laterale per le laziali. Palla profonda, ancora Diana Santos, il duello con Betigna, palla recuperata da Barca, poi Diana Santos vince il duello con la numero 6, no look per Di Vincenzo, l'uscita di Sagunto, alla fine il pallone viene recuperato dall'estremo difensore che rischia qui sul rinvio, recupera il Bitonto, palla per
Greta Ghilardi, poi Diana Santos, Lucy Leia prova a puntare Siclari, rimessa Bitonto dentro l'1-2, il pallone ancora calciato da Lucy Leia, si salva ancora la Lazio, palla fuori, ultimo tocco di Cecilia Barca, sarà corner per il Bitonto. Ghilardi! La giocata di Greta Ghilardi che trova il 2-0. Stop e mancino che Greta Ghilardi riesce a tenere basso. Greta Ghilardi sicuramente una delle migliori stagioni per la ex Kickoff, che ormai è stabilmente nel giro della nazionale, uno dei prospetti più interessanti di quella generazione per l'Italia del futsal femminile. Diana Santos. Buono il pallone per Cenedese, calcio a Cenedese che viene intercettata dal volo, dal tuffo di Sagunto. Poi Diana Santos, lo stop e il tiro che questa volta termina alto, chiede il tocco, forse c'è. Dovrebbe esserci stata la deviazione. E allora corner a Bitonto, palla dentro Cenedese, ultimo tocco di Conticelli che aveva sfiorato e aveva anche rischiato di deviare il pallone nella propria porta. Intanto dentro Pantano, palla dentro Cenedese, cicca il pallone, si allunga Sagunto, evita il gol Siclari per la Lazio, riparte la calabrese, palla che termina fuori dopo l'allungo di Valentina Siclari, una delle ragazze con più esperienza nel gruppo di Grassi. Brunigna, Nicoletti, Cenedese, ancora Brunigna, Susi Nicoletti, dentro anche Alessia Greco, l'ex di turno, giocato in realtà come anche Lucy Lei ad esempio, però Greco ha giocato tante stagioni in maglia Lazio. Ancora Alessia Greco, dietro per Susi Nicoletti. Brunigna. Cenedese, Greco, buono il suggerimento per Brunigna. Ancora Brunigna, vince il duello, prova a calciare con il destro. Palla che termina fuori, sarà corner per il Bitonto, c'è stata anche in questo caso una deviazione. Passati 6 minuti, 2-0 Bitonto contro la Lazio. Giornata numero 15 del campionato di Serie A. Cenedese, palla che viene allontanata in qualche modo dalla Lazio. Poi Torma, Brunigna, Greco, Brunigna, Nicoletti. Lo scatto di Nicoletti che va giù, fermata da Siclari, regolare l'intervento della giocatrice della Lazio. Poi Barca ancora per Siclari, si gira, prova a girarsi, cerca l'angolo dall'altra parte col mancino. C'è la deviazione, sarà corner per la Lazio che prova a tirar fuori la testa dopo un assolo lungo del Bitonto. Barca calcia, Brunigna, palla deviata, sarà corner ancora per la Lazio. Pantano, calcia Siclari, segue il pallone Cenedese, ha spazio, dall'altra parte si fa vedere Greco, Cenedese, palla dall'altra parte, proprio Greco era la destinataria di questo
assist, troppo lungo però per Alessia Greco. Pantano prova a girarsi, riesce a sfuggire in un primo momento a Nicoletti, poi perde il pallone. Brunigna per il Bitonto, Nicoletti, Greco dall'altra parte per Cenedese, ancora Alessia Greco, Brunigna, Nicoletti, Cenedese, Brunigna, Cenedese, Nicoletti, Brunigna, Cenedese, palla sul braccio di Sarariccio, l'arbitro fischia il calcio di punizione, primo fallo della partita. Greco prova la sterzata, va giù, ancora un fallo di Conticelli. Tutte ragazze cresciute qui a Roma, lì a Roma. Parte Greco, dentro per Brunigna, lo scarico che non funziona, riparte la Lazio con Riccio che viene fermata da Greco. Brunigna, duello con Conticelli, dietro il pallone per Nicoletti, allora Brunigna, Nicoletti prova a fare ordine il Bitonto, Cenedese, Brunigna, Cenedese, partita Brunigna, palla a sinistra per Nicoletti, ancora Brunigna, dietro per Torma, si allunga il portiere ungherese, si fa sentire Cenedese, palla che arriva a destinazione, poi il colpo di testa di Carol Cenedese termina fuori. Barca, pallone lungo, troppo lungo per chiunque, fa buona guardia Torma. Mentre ci avviciniamo sempre di più alla prima metà alla fine della prima metà del primo tempo, con il Bitonto avanti 2-0, gol di Diana Santos prima. Intanto c'è il time out chiamato da Dino Guarino. Dicevamo Diana Santos e Greta Ghilardi, le due marcatrici finora di un primo tempo sicuramente più a marca Bitonto, pochissimo ha creato la Lazio, tanto invece che ha subito indirizzato la partita, e sono arrivate anche le due reti, prima di Diana Santos, poi il bel gesto tecnico di Greta Ghilardi. Fischia il direttore di gara, si torna in campo. Greco, palla profonda, non si intendono Barca e Sagunto. Cenedese, Brunigna, Cenedese, sbaglia, allora Bettigna, sbaglia anche la Lazio, ultimo tocco di Cenedese, comunque rimessa laterale per le ospiti. D'Alessandri, palla lunga di Cecilia Barca che termina fuori. Nicoletti,
Greta Ghilardi. Bella giocata di Grieco, dietro per Brunigna, D'Alessandri, riparte la Lazio ma c'è Ghilardi, Betigna, ancora la Lazio ci prova a cambiare un po' l'inerzia di questo match, palla dentro di D'Alessandri, Betigna Costa è lontana, rimessa dal fondo per le ragazze di Dino Guarino. Palla davanti. Attenzione a Betigna. Palla per Di Torma, buona per Brunigna, poi Ghilardi che ha provato questa sventagliata. La palla è terminata fuori. Valentina Siclari. Barca, palla lontana, molto velenosa questa palla di Cecilia Barca, con Torma che smanaccia ed evita il peggio. Corner Lazio. Lusileia, Di Vincenzo, Nicoletti spinge in là la linea della baricentro, Lusileia, Di Vincenzo sbaglia l'appoggio e allora Betigna per D'Alessandri gestisce il pallone, prova a calciare col mancino, gli riesce male il gesto tecnico e allora può ripartire il Bitonto. Ghilardi, Alexandra Di Vincenzo, Diana Santos, Ghilardi, Di Vincenzo calcia, pallone deviato, corner per il Bitonto. Scruta Diana Santos e poi Lusileia, secondo tentativo ma c'è carica sul portiere sul secondo tentativo. Ha giudicato fallosa la seconda ribattuta di Lusileia, il signor Simone Di Napoli. E quindi 2-0 rimane il punteggio. Siclari addosso a Ghilardi, facile per Sagunto. Sagunto che va di nuovo da Siclari. Poi Di Vincenzo fa passare il pallone ma la rimessa è della Lazio. Siclari prova la botta dalla distanza, non credo ci sia stata una rimessa, una deviazione e quindi riparte dalla rimessa dal fondo il Bitonto. Diana Santos, Alexandra Di Vincenzo, poi Schiraldi, ancora Alexandra Di Vincenzo, Diana Santos, Schiraldi, Betigna recupera il pallone, ancora Betigna dentro per Schiraldi, per Siclari. Niente da fare per la Lazio, riparte il Bitonto. Ghilardi, Diana Santos, la botta a Lusileia, intercetta il pallone ma non riesce a tenerlo, calamitato vicino al piede. E ancora Bitonto però, dentro per Diana Santos, l'appoggio volante verso Ghilardi, recupera Betigna, può ripartire la brasiliana che però viene fermata da un'ottima Greta Ghilardi anche in fase difensiva, preziosa fase difensiva la numero 3 del Bitonto. Di Vincenzo, Lusileia, la sterzata, recupera il pallone Conticelli, ma Diana Santos fa valere l'esperienza e va a riprendersi il pallone. Schiraldi, Ghilardi, pardon,
Torma, palla su Di Vincenzo, ma c'è stato il fallo di Lusileia. Calcio di punizione, 7 minuti alla fine del primo tempo, 2-0 Bitonto. Pantano prova ad appoggiare verso Conticelli, Lusileia allunga, facile per Sagunto. Di testa Pantano, palla che schizza fuori. Greta Ghilardi. Intervento di Barca a chiudere, poi ha provato a verticalizzare. Valentina Siclari. Di Vincenzo. Ghilardi. Ancora Di Vincenzo. Ghilardi col petto Lusileia, sterzata di Lusileia, errore sull'appoggio verso Ghilardi e arriva il time out chiamato questa volta dalla panchina della Lazio. Lazio sotto di 2-0 contro il Bitonto. E come dicevamo, settimana prossima c'è kick-off, Lazio kick-off, partita importante per la Lazio per cercare di tenere la posizione in classifica, l'ultima utile. Sono 13 punti, così come quelli della kick-off. Kick-off che tra l'altro ha conquistato un ottimo punto. Nella sfida di quest'oggi a Molfetta. Si torna in campo intanto con la Lazio che batte questa rimessa laterale. Cenedese, è entrata anche Valenzano per il Bitonto. Diana Santos, Cenedese, va Diana Santos, viene fermata da Pantano che viene anche ammonita per l'intervento sulla centrale. Calcio di punizione in favore del Bitonto. Ghilardi, anzi Cenedese, ci prova ancora Carolina Cenedese, poi Valenzano, Diana Santos. Valenzano prova a cercare una via lì a sinistra, va là dietro Diana Santos. Partita Cenedese, al volo Cenedese, tiene giù il pallone Sagunto, ma intelligente l'idea di Diana Santos che ha visto partire la connazionale. Siclari, Conticelli, palla troppo profonda per Pantano. Lazio che non ha creato molto in questo primo tempo. Diana Santos sbaglia Cenedese che poi prova a recuperare l'uscita di Sagunto che permette alla Lazio di chiudere il Bitonto, ma sarà rimessa per le pugliesi. Palla dietro Di Vincenzo, calcia addosso a Conticelli, sarà corner, sarà calcio d'angolo
per il Bitonto. Palla dentro, poi Valenzano, Siclari, l'altra botta di Vincenzo, stavolta il pallone termina fuori. Riccio, sbaglia Siclari, Diana Santos, Brunigna, la finta di Brunigna, Cenedese, Diana Santos, Cenedese, Brunigna, Diana Santos. Buono il pallone in profondità per Brunigna, chiusa da Barca, intervento regolare secondo il direttore di gara, parte della giocatrice della Lazio. Torma prova, pallone che termina fuori. Di testa Brunigna, poi Cenedese. Partita Costa, Bettigna Costa prova a calciare sul primo palo, palla che termina fuori, con le mani Torma, Valenzano, sventagliata a sinistra verso Brunigna che però è lontana dal pallone. Bettigna, palla per Siclari, cerca il primo palo Siclari, palla fuori. Nicoletti, Cenedese, Brunigna, Nicoletti, Brunigna, Bettigna, Valenzano, Nicoletti, Cenedese, Nicoletti, Cenedese, Brunigna, recupera la Lazio, D'Alessandri, chiude Cenedese, ultimi 2 minuti e 17 secondi, sempre 2-0 Bitonto. Siclari dentro il pallone, un flipper, Bettigna calcia addosso a Nicoletti, rimessa ancora per la Lazio che rimane lì. Siclari dall'altra parte, al volo Bettigna, è riuscito a tenere il pallone in campo, ma la palla è uscita dall'altro lato. Greco, Cenedese, l'ultimo a toccare è Siclari. Nicoletti, Brunigna, Cenedese, ancora Brunigna,
Grieco vince il duello con Bettigna, dentro Grieco sulla traiettoria cede Alessandri. Brunigna calcia con il tacco Nicoletti, palla che termina fuori, non di molto. Grieco sbaglia il rilancio, la Lazio, poi Brunigna addosso a Siclari, rimessa ancora per le pugliesi. Torma, palla centrale, Nicoletti, Cenedese, sterzata dentro Cenedese, poi ancora Carolina Cenedese, Nicoletti lascia passare il pallone, la rimessa è per il Bitonto. Grieco, Nicoletti, Cenedese, dentro per Grieco, l'uscita di Sagunto, palla fuori. Grieco, Nicoletti va giù, ultimo tocco di Nicoletti, Lazio che batte la rimessa laterale, Barca, palla allontanata di prima Grieco, poi Cenedese, ancora Grieco, Nicoletti, Cenedese, Nicoletti, ultimi 30 secondi, Cenedese, rimessa, Brunigna, Grieco, Nicoletti, Torma, a spazio Torma, alza la testa, va direttamente in porta, palla alta sulla traversa. Si è staccato un cartellone, intanto l'arbitro fa subito ricominciare. 6 secondi, Lilla Torma, palla lunga verso Cenedese, di prima ha provato a mettere in mezzo il pallone Carolina Cenedese, c'è stato l'intervento di una giocatrice della Lazio, ma ormai siamo alla fine della prima frazione, ha provato questa botta dalla distanza Brunigna, arriva la sirena, si chiude sul 2-0 il primo tempo, il gol di Diana Santos prima, poi Greta Ghilardi. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Bitonto Lazio.
allora torniamo in campo dopo la fine del primo tempo, si torna in campo per la ripresa, il Bitonto guida per 2-0 la partita, le reti come abbiamo detto prima di Diana Santos prima e poi Greta Ghilardi. Prima palla giocata dalla Lazio con Costa Betigna, palla recuperata poi dal Bitonto, Lusileia prova a lanciare, Alessia Greco che va distinto, ancora Alessia Greco cerca spazio per calciare, viene fermata da Conticelli, rimessa laterale per il Bitonto, Lusileia dietro per Diana Santos, calcio Diana Santos, palla alta sulla traversa. Marca di testa Diana Santos, poi Conticelli, Ghilardi, Lusileia, Diana Santos, Lusileia, la sterzata di Lusileia dentro il pallone, Diana Santos addosso a Sagunto, ancora Bitonto che cerca il terzo gol. Lilla Torma, Greta Ghilardi cerca il tiro dentro, Barca, poi Sagunto riesce ad alzare il pallone, distinto l'intervento della numero 15 sul tiro di Lusileia, corner per il Bitonto che insiste. Greta Ghilardi, palla col tacco deviata da Diana Santos, poi Betigna, intervento lungo per D'Alessandri che calcia, palla fuori vicino all'esterno della rete. Diana Santos, Ghilardi, ancora Diana Santos, palla bloccata da la numero 15 Sagunto che è intervenuta molto bene, buona partita per la giovanissima, dicevamo classe 2004, portiere della Lazio. Palla fuori, Lusileia calcia, poi Ghilardi, palla fuori, vicino al colpo grosso Greta Ghilardi. Sagunto lunga da Betigna, intervento della brasiliana, duello con Ghilardi, poi il tiro lo osserva Lilla Torma, palla che termina fuori, riparte il Bitonto con Diana Santos. Alessia Greco, Lusileia, si gira Lusileia e poi col mancino, palla fuori, stava per confezionare un bellissimo gol Lusileia, guizzo della campionessa che si è girata molto bene, ha eluso la marcatura, poi da calciare col mancino, ora va ad inseguire il pallone, riconquista il possesso del Bitonto, palla per Greco, palla fermata, il tiro di Greco smorzato dall'intervento di una giocatrice della Lazio, rimessa laterale per il Bitonto, Greta Ghilardi, Diana Santos, Greta Ghilardi, ancora Diana Santos, Alessia Greco, Ghilardi, Siclari, ancora Ghilardi, poi Diana Santos, pallone che finisce in tribuna. Rimessa laterale per la Lazio, passati i primi 3 minuti, sempre 2-0 in favore delle ragazze di Dino Guarino. Siclari di prima, Betigna mette giù il pallone, ancora Betigna, Siclari, palla a sinistra per Barca, Siclari chiusa da Lusileia, rimessa per le laziali.
Betigna, spalle al campo. Diana Santos le ruba il pallone, riparte il Bitonto in transizione dall'altra parte. Greta Ghilardi che non riesce a controllare il tiro. Torma di prima direttamente su Sagunto, palla ancora dall'altra parte, ping pong da una parte e dall'altra del campo. Ha provato a calciare, credo, Cecilia Barca, infatti è proprio lei. Bitonto che invece prossima partita sarà ospite del CMB, gioca il 7 febbraio, intanto si salva il Bitonto. Palla dentro di Siclari, poi allontana Diana Santos. Riparte la Lazio con D'Alessandri, poi recupera Lucileia, intervento a chiudere da parte di Sagunto. Ghilardi, Lucileia, rallentato un po' il Bitonto dopo un avvio di secondo tempo molto promettente, ha dato anche spazio alla Lazio, sicuramente più propositiva in questa fase della partita. Rimessa laterale per le ragazze di Maurizio Grassi. Siclari allontana Ghilardi, Sagunto, palla lunga di testa Barca, Ghilardi sbaglia, Pantano a spazio, Barca, palla sul palo di Cecilia Barca che si complimenta con Pantano per l'intuizione, palla sull'esterno del palo vicino al gol del 2-1, gol della bandiera, la Lazio con Barca. Diana Santos, Brunigna, ancora Diana Santos, palla per Lucileia, si fa vedere Diana Santos, Lucileia col mancino dentro il pallone. Diana Santos, Lucileia, l'ultimo tocco della Rina che lascia il pallone in campo, ancora Lucileia, si distende Sagunto che va a bloccare la brasiliana. Si riparte, parte la Lazio, D'Alessandri sbaglia, la rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, poi Lucileia, dietro per Brunigna, passati i primi 5 minuti, 2-0 Bitonto. Qui al Palapansini rimane inchiodato sul 2-0 il punteggio. Cecilia Barca, palla che termina fuori, calciata proprio dalla laziale. Lucileia prova a passare ancora, la blocca Cecilia Barca. Cenedese calcia, palla centrale, dall'altra parte Riccio, Cenedese, Brunigna, Cenedese, Diana Santos, Brunigna, palla che termina fuori, la rimessa laterale per le ragazze di mister Grassi. Conticelli, Barca, D'Alessandri, ancora Conticelli verso Pantano, la chiusura di Diana Santos, non corre pericolo il Bitonto. Diana Santos, Cenedese, Diana Santos,
palla profonda di testa a Siclari, poi ancora Irene Pantano, palla profonda di D'Alessandri, arriva Torma sul pallone, Cenedese, Brunigna, dietro Diana Santos, Lusileia, calcia Lusileia, palla sull'esterno della rete, c'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per il Bitonto. Cenedese, Lusileia, Diana Santos, deviato il pallone da Valentina Siclari, rimessa laterale per le bitontine. Brunigna, si va a vedere Cenedese in mezzo, palla fuori per Diana Santos, mette giù il pallone la centrale brasiliana, va dietro da Lilla Torma che ha spazio, vediamo se proverà di nuovo il tiro direttamente in porta, infatti è così, scalda le mani di Sagunto, sarà corner per il Bitonto. Cenedese dentro il pallone, nessuna deviazione, rimessa per la Lazio, sta per entrare Alexandra Di Vincenzo, fuori Lusileia, sarà lei ora il punto di riferimento lì davanti per il Bitonto. Conticelli, Diana Santos, Cenedese, ancora Diana Santos, Cenedese, ultimo tocco credo di Conticelli, sì, così di Conticelli l'ultimo tocco. Brunigna, Cenedese, palla rubata da Conticelli, Torma, Diana Santos, Diana Santos, palla che scheggia il palo, quasi incrocio dei pali per Diana Santos. Sarebbe curioso avere una classifica dei legni totalizzati da Diana Santos nel corso del suo percorso a Bitonto, davvero tanti. Diana Santos, stiamo per scavallare la metà di questo secondo tempo che vede il Bitonto alla ricerca del terzo gol, ma non riesce a trovare ancora la via del +3. Diana Santos cerca spazio, poi lo scarico, la palla deviata ed eccolo qui il 3-0. Diana Santos, doppietta per la numero 7. Diana Santos, suo il gol del 3-0, non impeccabile l'intervento di Sagunto. Bitonto che ora va vicino, anzi trova il 4-0 con Brunigna. Ed eccolo il 4-0 del Bitonto con Brunigna. Primo intervento in chiusura di Sagunto, sul secondo tentativo non sbaglia. Bruna Marcon per il 4-0, quindi
1-2 che porta più 4 il passivo. La forbice tra Bitonto e Lazio. Segno anche Brunigna. Cenedese, ancora Brunigna. Nicoletti sbaglia e allora D'Alessandri cerca uno spunto lì a sinistra. Viene chiusa però da Nicoletti. Ha provato a mettere dentro il pallone, non ha seguito Betigna e allora rimessa per il Bitonto. Nicoletti, Cenedese, Nicoletti, Di Vincenzo, Brunigna, sbaglia, allora Betigna, palla dentro per Barca, c'è Torma, calcio da Alessandri, palla fuori, chiede un attimo uno stop. Lilla Torma colpita poco sotto lo sterno, dalle parti dello stomaco, dalla botta di Betigna. Si è subito ripresa. Lilla Torma, Nicoletti, palla fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Cenedese, Brunigna, Cenedese, Di Vincenzo, Nicoletti, subito il pallone in profondità, in verticale per Alexandra Di Vincenzo. Dall'altra parte Betigna, buono il pallone per Barca, ancora Barca e questa volta c'è il gol del 4-1, il gol della bandiera voluto fortemente da Cecilia Barca. Accorcia le distanze la Lazio con Barca. Nove minuti ancora da giocare. Arriva il gol della Lazio con Cecilia Barca, la più combattiva delle ragazze di Maurizio Grassi. Rimessa laterale per la Lazio, anzi per il Bitonto. Ghilardi, Nicoletti, Ghilardi dietro per Torma, palla lunga verso Brunigna, l'uscita di Sagunto che va a chiudere Brunigna. Ghilardi prova a piazzare il pallone, ancora Ghilardi, vince il duello con Betigna, poi Nicoletti non aggancia. Barca, Siclari, rimessa laterale per la Lazio. Siclari, palla deviata, sarà rimessa laterale per il Bitonto. Ghilardi dietro per Torma, palla fuori, rimessa laterale. A favore della Lazio. Riccio, Barca, ancora Riccio, chiude la solita Nicoletti, palla che termina fuori, rimessa ancora per il Bitonto, calcia Ghilardi su Betigna, Di Vincenzo, Ghilardi,
supera in bello stile Betigna e trova il gol fantastico del 5-1. Greta Ghilardi per il pokerissimo del Bitonto. Quinto gol del Bitonto, bravissima Greta Ghilardi in questa occasione a superare la diretta marcatrice, poi la botta su cui Sagunto non l'ha potuto, intanto occhio Grieco non riesce a superare Cecilia Barca, posizionata sulla linea, vicino al gol del 6-1 il Bitonto, vicino al gol alla sua ex squadra Alessia Grieco. Sagunto in due tempi su Valeria Valenzano. Riccio dentro per Betigna, Grieco e poi Torma. Applausi per l'intervento in copertura di Alessia Grieco. Nicoletti. Siclari in uscita va a liberare l'area difensiva. Calcia il Bitonto con Alessia Greco, poi il pallone alzato sulla e si alza, tocca il soffitto, termina fuori. Torma, Ghilardi, Betigna, Siclari, ancora Ghilardi, rimessa laterale per la Lazio. 6 minuti e 11 ancora da giocare, preso il largo il Bitonto, 5-1 il parziale, l'ultima rete di Ghilardi, doppietta di Diana Santos e Ghilardi, il gol di Brunigna per il Bitonto. Cecilia Barca invece la marcatrice, l'unica marcatrice della Lazio. Valenzano, esce bene il Bitonto, transizione per le neroverdi, sbaglia però Valenzano, rimessa laterale per la Lazio. Barca, Grieco intercetta, Abbadessa, Ghilardi, Grieco, Ghilardi, Abbadessa, la palla è uscita, la rimessa per le ragazze della Lazio. Grieco supera Barca ma c'è il fallo, non è d'accordo Grieco, c'è il fallo di Alessia Grieco. Abbadessa allontana il pallone, tanto entrata Alexandra Partene per la Lazio tra i pali. Torma, palla lunga, Valenzano prova a recuperare questo pallone in maniera acrobatica,
provato a stopparlo con una sorta di scorpione. Con le mani Torma, questa volta va bassa, Ghilardi, Grieco, anticipa Barca, Badessa, pressata da Conticelli, ancora Badessa, tiene a distanza, lo fa bene Conticelli, allontana Ghilardi, di testa a Barca, un po' di disordine in questa fase della partita, di testa a Siclari, palla che termina fuori. Ghilardi, Torma, Grieco, a Badessa, palla fuori, rimessa laterale per la Lazio. Bitonto che consoliderebbe con una vittoria quest'oggi il terzo posto in vista di una gara francamente difficile come quella che si giocherà a Grassano contro il CMB sabato prossimo, contro la capolista e battistrada del campionato, però potrebbe allungare sul Falconara che più tardi. Occhio intanto a Grieco, palla fuori. Ci ha provato Alessia Grieco a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Più tardi alle 20:45 scenderà in campo proprio con il CMB. Falconara CMB chiude appunto la 15ª giornata del campionato di Serie A. Conticelli, quindi un'occasione ghiotta per il Bitonto di allungare. Cenedese si incarta, poi il pallone termina fuori dopo un'ulteriore deviazione di Cenedese. Badessa alza la testa, il tiro di Badessa, calcia bene Mayra Badessa. Badessa, buona la risposta da parte di Partene. 3:13 ancora da giocare, ci avviciniamo alla fine di questa partita che il Bitonto sembra poter portare a casa abbastanza agilmente. Corre il pallone Riccio, Torma mette il pallone fuori. Calcia Conticelli, pallone svirgolato, termina fuori con le mani Torma verso Alexandra Di Vincenzo, dietro Nicoletti, Badessa, Cenedese, non riesce il passaggio in orizzontale a Carolina Cenedese, rimessa per la Lazio. D'Alessandri, Conticelli, Cenedese recupera il pallone, c'è Di Vincenzo dall'altra parte, ha la possibilità di mettere il pallone in mezzo, Cenedese! Carolina Cenedese, 6-1 nello stretto, riesce a spostare il pallone. Bitonto 6, Lazio 1. Intanto tra i pali esordisce Maria Soldani, classe 2007. Per questi ultimi 2 minuti e 27 che mancano da giocare dentro la giocatrice classe 2007.
Pantano, palla deviata, rimessa laterale per la Lazio. Conticelli di prima con il ginocchio a Badessa, ancora Badessa, calcia col mancino, palla deviata da Partene, rimessa laterale, anzi calcio d'angolo per il Bitonto. Cenedese dentro il pallone, allontana Riccio, ancora una rimessa laterale per il Bitonto. Di Vincenzo, Nicoletti, Cenedese, palla per Di Vincenzo, Alexandra Di Vincenzo sul primo palo, non fallisce, 7-1 per il Bitonto, a segno anche Alexandra Di Vincenzo. Soldani compie la sua prima parata con la maglia del Bitonto, alzando questo pallone oltre la traversa. Corner per la Lazio. Riccio, anzi era Moro, palla di Vincenzo calciata. Sull'esterno della rete, ma c'è stata una deviazione. Nicoletti si coordina Di Vincenzo, Partene in due tempi, poi a Badessa, ancora Partene, palla che termina fuori. Corner Bitonto, 1:22 ancora da giocare. A Badessa si va a vedere in mezzo Di Vincenzo, ma a calcio Cenedese, non colpisce bene il pallone, palla che termina fuori, rimessa laterale per la Lazio. Moro, Riccio, palla fuori. Nicoletti, a Badessa, Di Vincenzo, di testa Nicoletti, Cenedese, intervento in chiusura di Moro che riparte, chiusa però da Di Vincenzo, rimessa laterale per la Lazio. Ultimi 60 secondi, poi potrà festeggiare la squadra di Dino Guarino. Cenedese, a Badessa, Nicoletti, anzi a Badessa, tiene il pallone, va a sinistra da Di Vincenzo, calcia addosso a una giocatrice della Lazio. Nicoletti, Cenedese, Nicoletti, a Badessa, Cenedese, Di Vincenzo, Nicoletti, palla profonda per Cenedese, interviene una giocatrice della Lazio, poi Di Vincenzo calcia, c'è la deviazione di Partene con il piede. 20 secondi per la chiusura di questa partita. A Badessa carica il destro, palla alta sulla traversa. D'Alessandri, Riccio, a Badessa, ancora Badessa, non si intende con Nicoletti, D'Alessandri calcia,
vola Soldani e con la parata di Maria Soldani si chiude anche la partita, vince 7-1 il Bitonto, consolida la terza posizione in vista della sfida alla capolista di sabato prossimo. Lazio che rimane ancora dentro i playoff, ma come dicevamo c'è adesso la sfida diretta con Kickoff domenica prossima. E allora grazie per essere stati con noi questa sera, dal Palapansini è tutto, alla prossima.